Voglio non a caso iniziare a dare la parola subito a una donna che è sostanzialmente l'emblema della nostra società sarda di oggi, di una donna impegnata, consigliere comunale, capogruppo di maggioranza nel comune museo, in quel paese dove si è scelto di non tenere le idee dentro casa ma di metterle sui muri, nei murales che rappresentano le lotte operaie e dei contadini della Sardegna, nel paese museo di San Sperate. Ebbene, questa ragazza che noi abbiamo conosciuto in questo percorso è brillantemente laureata, è archeologa ed è disoccupata, ma impegna la sua vita, sottraendola laddove è necessario anche alla sua famiglia, per darla alla sua comunità. Emanuela Katia Pilloni, a te do la parola. Grazie. Intanto ringrazio Mauro per questo, che assieme contemporaneamente un onore certamente ed un onere. Sarò breve come sempre e spero sufficientemente chiara ed incisiva. Il mio intervento di oggi vuole essere essenzialmente una richiesta che non è più semplicemente di cortesia, ma una voce forte che si alza da donna, come diceva Mauro, da donna impegnata, ma anche da madre e da archeologa, da persona comunque interessata alla cultura, in modo particolare quella sarda, a 360 gradi. Io oggi chiedo qui di fronte a tutti voi, a Mauro, di avere il coraggio, finalmente lo dico io perché è da tanto che coltiviamo questo sogno, di avere il coraggio di ergersi a guida di un popolo che vuole ritrovare certamente la sua, la sua coscienza. Quindi oggi ti chiedo, e lo faccio così, in maniera apparentemente sommessa, in realtà estremamente convinta, di guidare un progetto assolutamente nuovo, che pure è un sogno antico. Vi racconterò un piccolo aneddoto. Fino a 2 ore fa ero impegnata in uno scavo archeologico in un noto nuraghe della Sardegna e ci stavamo approcciando ad un altare nuragico appena scoperto, quando ci siamo poi resi conto che in realtà quell'altare non era in situ, cioè non corrispondeva a quel luogo, che era rotto e che era stato frettolosamente cambiato di posizione, ricoperto interamente e sigillato. Perché? Perché quello stesso nuraghe ha dato tracce ampie di un riutilizzo anche violento in età punica. Che cosa è accaduto dunque? Che in quella fase i nuragici, i signori della Sardegna, i grandi costruttori di torri, dovettero abbandonare il loro simbolo, che era il nuraghe. Lo dovettero fare anche in tempi brevi e con fretta, ma con la speranza di tornarvi. Non hanno infatti abbandonato quell'altare così, ma lo hanno riposto in quei pezzi rimasti, in maniera tale che un giorno, tornandovi, avrebbero potuto continuare a vivere la loro cultura e il loro culto. Eppure ci sono voluti 2000 anni perché quel reperti, quel sogno ritornasse a galla. La Sardegna è tutta un immenso scrigno, generalmente uno scrigno però un forziere meglio ben chiuso, e nel corso della storia forse 2 figure di donne sono riuscite ad avere la chiave per aprire quello scrigno e per mostrare al mondo che cos'è realmente la Sardegna. Le separa 4 secoli. Parlo di Eleonora di Arborea e di Grazia Deledda, ma entrambe hanno un filo conduttore, un elemento che li unisce. Hanno fatto dei loro handicap 2 fondamentali, che sono anche gli handicap nostri di oggi. Parlo da donna, l'essere donna e l'essere sarda, i 2 punti di forza. Loro sono riusciti, grazie a quello che agli occhi del mondo era appunto un handicap, la loro forza. Erano 2 donne normali. Lo era Grazia Deledda, che viveva nella Nuoro dell'Ottocento, che ha vinto un Nobel parlando di pastori, non parlando di re e di sovrani, e lo era Eleonora d'Arborea, che all'epoca era solamente la figlia del re e che invece oggi noi ricordiamo come la condottiera per eccellenza della Sardegna. Tutto il mondo quindi della cultura
oggi ti invita a farti paladino di questa nostra rinascita e di questa nostra riscoperta. La Sardegna è stata stuprata per anni da inetti che sotto l'egida del Vessillo di Roma hanno svenduto interamente la nostra storia e la nostra cultura, in cambio sostanzialmente di poltrone linde e pulite, perché mai sporcate dalla terra e dal lavoro. La terra e il lavoro sporcano, a queste persone il lavoro, quello vero, non è mai piaciuto. Mauro invece la terra la tocca, la calpesta, la Sardegna l'ha percorsa in lungo e in largo e ha sempre dato spazio a tutte le voci. Ne è una dimostrazione che io oggi, che non sono appunto nessuno se non una donna, una madre, chiaramente una persona, ho potuto aprire questo momento così significativo per la nostra storia. Noi crediamo in lui sarà la nostra testa, noi possiamo essere le sue gambe e le sue mani, a patto che ci crediamo e glielo facciamo presente fin d'ora. Grazie. Grazie Katia. Grazie di cuore per questa tua testimonianza.